Buona giornata, benvenuti, bentrovati, eccoci ad un nuovo appuntamento dedicato al mondo dello sport per quanto riguarda la nostra web tv www.venetoglobe.com, l'appuntamento anche sul digitale terrestre, in questo caso sul canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia di Caffè TV 24, ogni giorno intorno alle 19:40 in prima serata, poi nella seconda parte della serata nottata e poi nella primissima parte di giornata di mattinata. Bene, questi gli appuntamenti, andiamo a vedere subito che cosa è successo, che cosa succederà in queste ore per quanto riguarda l'ambito sportivo. Cominciamo con la pallavolo femminile, mondiale femminile under 18 in pieno svolgimento con le Pantere all'interno del gruppo che sono Frosini, Marconato ed Omorui. Terzo successo consecutivo nel mondiale in Egitto, battuta anche Porto Rico con una grande prestazione della Frosini, che è una pantera appunto, e ora qualificazioni ai quarti. Oggi riposo e domani in campo contro il Perù. Giovedì parte invece l'Europeo sempre per il volley, ma questa volta maschile, 24 squadre partecipanti, si giocherà in 4 paesi diversi, l'Italia gioca a Montpellier contro Bulgaria, Grecia, Portogallo, Romania e Francia, all'inizio domani affrontando il Portogallo. Calcio con l'Under 21 che è andata in campo ieri contro il Lussemburgo, ha vinto nettamente per 5-0, buona la prestazione anche della rinnovata squadra affidata al tecnico Nicolato che ha debuttato con 5 reti segnate da 5 giocatori diversi. Andiamo in Serie A dove è pronta a riprendere la giornata dopo la pausa della nazionale, sabato 14 Fiorentina-Juventus, Napoli-Sampdoria ed Inter-Udinese. Anche in Serie B pronti al ritorno in campo dopo la pausa della nazionale, l'anticipo il 13 venerdì tra Pordenone-Spezia, mentre sabato 14 Cittadella-Trapani e Venezia-Chievo che è il derby appunto veneto. In Serie C ci sono state delle gare disputate regolarmente e c'è stata l'ultima, quella del Padova in posticipo, un Padova che ha già dimostrato di essere in grado di recitare un buon ruolo di primattore in questa Serie C, ha vinto a Modena contro il Modena di Zironelli per 1-0 e comincia già la fuga appunto del Padova. Oggi ci sono turni infrasettimanali per quanto riguarda i gironi della Serie D, tra cui anche quello dove milita il Montebelluna, la Trevigiana, che va in trasferta a Legnago per cercare i primi 3 punti del campionato. Le altre che ci interessano sono Adriese Este, Belluno Tamai, Campodarsego Delta Porto Tolle, Cartigliano Union Feltre, Chions contro il Mestre, Luparense San Luigi, Clodiense Chioggia contro Charlins Muzzane. Anche quest'anno il nostro campionato di riferimento sarà quello di eccellenza che seguiremo con servizi, interviste, telecronache un po' per tutta la stagione. Per quanto riguarda l'eccellenza parleremo nei prossimi giorni della seconda giornata del girone B, così pure per quanto riguarda la seconda giornata della promozione girone D. Per quanto riguarda la promozione vi ricordo che il Treviso giocherà la sua seconda gara di campionato a Quinto di Treviso e non al Tenni, l'anticipo è fissato per sabato alle ore 16. Rimaniamo in questa promozione perché abbiamo voluto parlare con Bruno Gava che è il mister del Godega, che è una neopromossa di questa categoria. Domenica ha pareggiato in casa 2-2 contro il Villorba e allora andiamo a sentire cosa ci aveva detto mister Bruno Gava al termine del triangolare di Moriago della Battaglia. Sentiamolo. Cosa stai vedendo di buono e cosa c'è da lavorare? Beh, di buono speriamo di trovare la condizione fisica che è la cosa primaria per la mia squadra. Dopo dobbiamo vedere anche i giovani che è una cosa importante nelle nostre categorie, speriamo che mi diano di buoni risultati in campo.
Ecco, i giovani con cui tu sei abituato anche a lavorare, però un misto, insomma, perché la tua squadra fa parte, hai dei vecchietti, tra virgolette, che possono pilotare il gruppo bene. Sì, ho un gruppo di ragazzi validi, soprattutto con i vecchi, e dopo abbiamo fatto un mix tra 10-11 vecchi e 10-11 giovani. Speriamo di fare un discreto campionato, che è quello che ci preme più di tutto. Ma penso che questo campionato di promozione girone D, penso che il Treviso e Oderzo facciano un campionato a parte, e dopo sono tutti sulla fascia linea, tutti quanti che possono inserirsi nei play-off e nei play-out. È un campionato dopo abbastanza livellato, al di fuori di queste due squadre che ho appena citato in questo momento. Bisognerà partire bene, no? Perché di solito in questi campionati, quando si sale così, bisogna partire bene. Sì, noi come neopromossi speriamo di fare un discreto campionato, di cercare di essere all'altezza. Abbiamo dei giocatori di esperienza, di spessore. Mi auguro che con la loro esperienza riescano a guidare anche i giovani, che abbiamo dei giovani interessanti, speriamo che facciano bene. Chiuso il mercato? Vediamo, chiuso non lo so, perché non so che squadre ci siano sul nostro girone, a parte Treviso e Oderzo. Dopo le altre le conosco, sì, però sarà una battaglia, sarà una guerra come tutte le domeniche. Dopo qui da noi c'è abbastanza campanilismo, tutti quanti che vogliono far bene, tutti quanti che vogliono dimostrare di essere all'altezza, e di conseguenza bisogna essere preparati, se no vai a rischio di fare delle figure magre. Questo Bruno Gava, allenatore del Godega, come avete sentito, neopromossa in campionato di promozione, anche per loro seconda giornata sabato e domenica nel weekend appunto. Scendiamo anche in prima categoria, perché il torneo di Moriaco della Battaglia ci aveva dato l'opportunità di contattare e di sentire anche il Barbisano. In questo caso il Barbisano domenica ha iniziato la prima di campionato, ha perduto purtroppo contro l'Alpago per 3-2 in trasferta. Andiamo a sentire il tecnico Luche, che ci aveva parlato appunto del futuro del campionato. Sì, certo, noi siamo neopromossi, abbiamo fatto l'anno scorso un campionato strepitoso, chiaramente abbiamo lottato tanto l'anno scorso per arrivare in prima categoria e adesso vogliamo rimanerci più a lungo. Sono abbastanza contento, la società mi ha messo a disposizione una rossa importante e speriamo di far bene, insomma, ci proviamo, ecco. C'è tutto adesso, no? Quindi, sì. Però il calcio sai bene, che lo sai meglio di me da ex giocatore, il rettangolo dice no. Sono d'accordo anch'io, i nomi sono quelli giusti, la rosa è molto ampia, è fatta bene anche, è chiaro che poi è il campo che decide. Noi dobbiamo lavorare, sono tanti ragazzi nuovi, abbiamo cambiato metà squadra praticamente, la categoria è diversa, richiede anche tanto lavoro e tanta conoscenza da parte della società e anche nostra. Dobbiamo provarci in tutti i modi e arrivare il prima possibile ai 40 punti, che è l'obiettivo iniziale. Sono entusiasta perché poi quando arrivi da una promozione chiaramente è l'ambiente entusiasta e magari ti richiede qualcosa in più. Noi proviamo prima a fare i 40 punti, poi abbiamo delle qualità e dei giocatori importanti per fare qualcosa in più, ma quello, come abbiamo detto prima, lo deciderà il campo, insomma. Mercato chiuso? Guarda, nei prossimi giorni stiamo trattando un portierino, un classe 2000, penso che sia quasi chiuso, da lunedì forse inizia con noi, insomma è quello che ci mancava e adesso si sarà a posto, insomma, dai. E allora in bocca al lupo. Crepi, grazie mille. E così è stato con gli ultimi arrivi di calciomercato. Chiudiamo per quanto riguarda la parentesi del calcio, apriamo quella del basket con la TVB De Longhi che sta allenandosi, facendo degli importanti tornei. Dopo quello di Vicenza adesso c'è il torneo di Jesolo venerdì e sabato con delle prestazioni che saranno ad alto livello contro squadre tutte di massima serie, a cominciare dai campioni d'Italia della Reyer, poi ci sarà anche la Virtus Bologna.
Andiamo in Serie A2 femminile, dove il Ponzano sta aspettando di giocare l'amichevole a Domegge contro il Mestre, e intanto saluta il nuovo arrivo di Francesca Leonardi, che è una campionessa europea, tra l'altro under 18. Anche la Ruker attende di partire con il prossimo campionato, dopo un paio di amichevoli, ancora allenamenti per la compagine di Marco Mian. Per quello che concerne invece il volley femminile, l'Imoco, tra poco cominceranno ad arrivare le ragazze, le nazionali, e la prima ad arrivare è la tedesca Gators, che sarà presentata appunto domani pomeriggio per quanto riguarda la formazione dell'Imoco Volley Conegliano di Daniele Santarelli, che è ritornato la scorsa settimana dopo la gara, dopo la finale appunto dell'Italia contro la Polonia, ed è già stato impegnato a lavorare sulla palestra di Rua di Feletto. Per quanto riguarda il Benetton, invece, Benetton Rugby, anche qui si sta lavorando in vista delle due amichevoli che si disputeranno, la prima venerdì sera alle 20:15 a Monigo di Treviso e poi a Parma il venerdì successivo. Andiamo a sentire Marco Lazzaroni, eccolo. Da questa settimana qua sono ritornato a casa, sono molto contento, sono pieno di gioia a tornare, insomma, con il mio club, con i ragazzi. Sto molto bene, mi sento molto in forma e non vedo l'ora che inizi questa nuova stagione. L'esclusione nazionale sicuramente è uno stimolo che devo prendere in maniera positiva. Alla fine puoi controllare quello che puoi controllare, non era totalmente nelle mie mani la convocazione. Devo dire che non è che si chiude una porta e non si apre più. Adesso io sono completamente a testa con Treviso, voglio fare molto bene quest'anno e quindi bisogna prenderla con filosofia e con gioia, perché alla fine sono nel miglior club d'Italia, insomma è difficile essere scontenti. No, non credo sinceramente che la diversa preparazione sia per forza una lacuna. Mi sento molto bene fisicamente, mi sto allenando con i ragazzi qua a Treviso, vedo che insomma tutte e due le squadre hanno fatto delle preparazioni molto, molto toste, molto dure, quindi non penso in nessun modo che ci siano degli svantaggi o dei vantaggi, solo diversità, insomma, di preparazione. Invece assolutamente non mi sento non integrato, comunque è la mia stessa stagione questa, i ragazzi mi conoscono bene, io li conosco bene e insomma è sempre bello tornare a vedere i loro sorrisi, le loro facce che vedono da tanto tempo, ma non mi stufo mai. Mancano pochi giorni sia le amichevoli e devo dire che si sente già la competizione all'interno della squadra, comunque si sa che ci sono 2 amichevoli contro le Zebre e, insomma, sia i permiti che chi è qua già da più tempo, insomma tutti vogliono giocare, no? Quindi ti devo dire, si sente un po' questa tensione molto positiva, un'atmosfera felice, però comunque concentrata, con una tensione giusta per affrontare gli allenamenti, e questo è sempre molto bello. Devo dire che è una cosa che ci ha sempre contraddistinto molto nelle ultime stagioni, quindi è sicuramente un bene ritrovare questa sensazione qua. Sicuramente non si può più procrastinare, no? Il fatto di sì, no, sono giovane, ho tempo avanti, adesso comincio ad avere la mia età, i miei 24, che è un bel numero, e penso che sia una stagione per me decisiva, ancora per confermarmi, e ti dico sinceramente questa società qua ne sono follemente innamorato, e è anche l'anno, insomma, che sono in scadenza, quindi non so, è sicuramente un anno importantissimo. Sicuramente, anche perché, come avete sentito, c'è il rinnovo da strappare, diciamo così, al Benetton e rimanere su grandi livelli per riconquistare anche la nazionale per Marco Lazzaroni, che abbiamo sentito e visto con immagini che sono di Ben TV, l'emittente televisiva appunto all'interno della società Benetton Treviso Rugby. Abbiamo concluso e noi vi diamo appuntamento a domani. Buona giornata.